Buongiorno, oggi prepareremo la lingua di vitello lessa con salsa verde, zeste di arancia canditi e adesso prepariamo questa lingua così. La lingua viene prima marinata con del sale grosso, in questo caso è sale grosso di Mozia, bacca di ginepro, foglie di alloro, timo selvatico e buccia di arance. Le lingue vengono fatte marinare per circa 9 giorni, sono lingue da 400 grammi, 450 grammi, quindi lingue di vitello giovane. Dopodiché vengono sgocciolate e poi fatte dissalare in acqua corrente fredda e poi vengono lessate in acqua diciamo insaporita con sedano, cipolla, carote e qualche bacca di spezia. Questo piatto viene accompagnato con la salsa verde e la zeste d'arancia candita. Adesso andiamo a vedere gli ingredienti. Per la salsa verde occorrono del brodo di vitello, dei capperi, delle acciughe dissalate e sott'olio, del sedano, della cipolla, delle patate, del prezzemolo e del basilico. Mentre per la gelatina di cipolle vengono usate delle cipolle infornate. In questo caso non siamo nella stagione delle cipolle di Gerratana, ma nelle nostre zone fortunatamente durante luglio e agosto si possono ottenere le cipolle diciamo molto ricercate perché crescono solo in queste zone. Sono delle cipolle che hanno un peso medio di 800-900 grammi e possono arrivare anche a 2 kg e più. In questo caso abbiamo la cipolla bianca di Comiso. Questa qui viene infornata con un filo d'olio, sale, pepe nero da Molinello e rosmarino. Dopodiché viene frullata. Dopo averla frullata si ottiene l'acqua di cipolla, viene fatta bollire con l'aggiunta pure di agar agar, che è una polvere di alghe, che è un addensante naturale, e dopo averla versata in un contenitore in base all'utilizzo che dobbiamo ottenere, si ottiene questa gelatina di cipolle infornate per dare diciamo una consistenza diversa e inusuale. Adesso cominciamo con la preparazione della cottura della lingua. Trascorsa la marinatura di 9 giorni in sale aromatizzato, la lingua viene fatta sgorgare dal sale in eccesso in acqua fredda corrente. Dopodiché si passa alla cottura, che viene, prego Giuseppe, viene fatta in acqua con sedano, carote e cipolla e viene fatta cuocere proprio a fuoco bassissimo per circa 40 minuti. Bene, trascorsi 40 minuti, adesso possiamo tirare fuori la lingua così e mettere a raffreddare. Si fa raffreddare e una volta ben fredda, magari è bene far passare 12 ore circa, poi verrà spellata e tagliata come faremo in seguito. In questo caso Giuseppe sta procedendo ad eliminare la parte più coriacea e dura, che non è diciamo facilmente commestibile. Magari questo nasce da un piatto sempre tradizionale contadino, che è il bollito di vitello. Nel bollito fa parte sia la lingua, la coda e vari tagli, sono circa 9. In questo caso ho voluto valorizzare questo taglio che è magari un po' bistrattato, capisco anche per la presentazione, però è ricco di gusto. In questo caso ho voluto renderlo più nobile prima con la marinatura e poi con il servizio freddo. Si presenta a fettine sottili che poi verranno condite tipo un'insalata.
la salsa verde procediamo col brodo di vitello a cui verranno aggiunti i capperi e le acciughe salate e poi passate sott'olio. Si porta a ebollizione e poi a raffreddamento. Questo qui è un processo usato più che altro per arricchire ancora di più il sapore di questa salsa. Bene, a questo punto mettiamo a raffreddare e dopodiché passiamo a frullare il tutto insieme alle altre verdure. Adesso procediamo a preparare la salsa verde mettendo il brodo nel frullatore in cui sono stati cotti i capperi e le acciughe. Poi si aggiungono le restanti verdure che sono il sedano, la cipolla, del prezzemolo, il basilico, delle patate per regolare la consistenza, magari rendere più pratica la salsa. Adesso si procede a frullare e dopodiché verrà regolato il adesso aggiungiamo un pizzico di sale e del pepe nero, le nostre girate. La fantasia, la salsiccia, la figlia mia, oi mamma, me voglio maritare, oi mamma, E la salsa verde è pronta. Adesso possiamo passare all'impiatto della lingua. Bene, adesso procediamo ad impiattare la lingua. Cominciamo disponendola qua alla base del piatto. La fantasia, la cicciolina, la figlia mia, oi mamma, mi voglio maritare, oi mamma. Mettiamo qualche granello di sale, pochissimo perché già è stata marinata. Adagiamo la gelatina di cipolla. Mettiamo sopra del sedano crudo tagliato sottile julienne. Fantasia, spaiosce che baiattia, oi mamma, mi voglio maritare, oi mamma. Qualche pezzettino di carota tagliata a brunoise. Voglio maritare, figlia mia, cudattare, mamma mia, pensarci tu. Un po' di salsa verde. Le zeste di arancia messe qui, candite a bordo piatto perché hanno un sapore molto forte e serve un po' per giocare, per spezzare col sapore dolciastro della lingua. E per finire, gocce d'olio e lo metti fino a qui. Buon appetito!